Bella raga, ciao a tutti, il comandone veneziano, siamo andati un po' avanti per voler giocare. Allora, siamo messi benissimo, 25-9 il nostro record, la grande interesse di fare il 93%, Fede Barkley sta portando un merdone, anche se la squadra, sì, diciamo che comunque ha delle rotazioni un po' più basse. Vediamo un po' intanto cosa sta succedendo. Allora, vediamo un attimo intanto le votazioni All-Star o All-Star, lasciamo la scelta, guardate come è cambiato tutto. Reggie Miller è il quinto comunque da rookie, poi abbiamo Kevin Johnson e Jeff Hornacek tra i primi, tra le guardie, molto molto bene. Quindi i Phoenix ci sono, ragazzi. Il primo è Clyde Drexler. Come lunghi abbiamo Karl Malone, Kim Olajuwon, Worthy, Sean Kemp, Charles Barkley comunque ottavo e godo. Nella East, vabbè, Michael Jeffrey, lo sappiamo, e Pat Ewing invece per i lunghi. Allora, vediamo un attimo poi, classifica. Premi stagione, intanto abbiamo giocatore della settimana. Noi abbiamo Hornacek, Barkley e Barkley. Barkley sta facendo un merdone, veramente si sta ambientando molto bene. Matricola del mese, primo a novembre Charles Barkley, a dicembre Reggie Miller, Killer Miller, ragazzi, cioè, e God. Poi vediamo un attimo le classifiche. Capoclassifica di Lega. Allora, nei punti stravince Michael Jeffrey, anche comunque come stanno salendo anche gli altri. Diciamo dei miei abbiamo Hornacek 25, molto bene. Poi i rimbalzi li sta dominando chiaramente Dennis Rodman. Barkley ottavo, ragazzi, incredibile. Negli assist Hardaway, Stockton, Kevin Johnson sesto. Palle recuperate Michael Jeffrey, strano. Stoppate Mutombo. Palle perse Williamsburg. God. Percentuale del tiro, mamma mia, Michael Jeffrey. Michael Jeffrey è ovunque, ragazzi. Poi classifiche NBA, Phoenix è veramente alla grande nella conference, siamo al primo posto. Nell'Eastern Conference domina Shai Cagus, perfetto. Niente ragazzi, direi che possiamo andare. E adesso giochiamo un po' insieme. Abbiamo 25 gennaio la sfida contro i Bulls, cioè le prime due praticamente, oddio, i Suns ricevono Pink Floyd Johnson, Rockets ricevono Jeff Hornacek, rifiuta lo scambio, io non vendo Jeff. Vai ragazzi, siamo contro Michael Jeffrey Jordan alla Suns Arena. Le due migliori squadre, la migliore della Eastern contro la migliore della Western, ragazzi, l'obiettivo è arrivare alle finali, dopo con Jordan. Chicago ha 2 vittorie consecutive, Michael Jeffrey 2 vittorie nell'MVP, guardatelo, guardate la perfezione in un unico uomo. Vai ragazzi, andiamo. Stasera giochiamo contro i Bulls, è un piccolo, vediamo un po' come andiamo. Questa è la prima sfida contro Chicago. Subito Jeffrey, Scottie Pippen, Horace Grant e subito errore di Horace. Hornacek, il ferro la sputa. Ta. Armstrong prova il triplone ed errore, ma recupera Perdue. MJ, cosa fa Jordan? Non ci ho capito one cazzo. E Longley, grandissimo Luke Longley, bellissimo assist di Johnson e Longley l'ha messa. Comunque per la lotta tra la matricola secondo me sarà Miller, Barkley, O'Neal c'è, ma vedremo. Scottie, il miglior secondo violino della storia del basket. Michael Jeffrey la sbaglia e la prende Grant. Non è partito benissimo Michael Jeffrey.
pick and cume, Charles Barkley. E si pittura, signori, si pittura, grande basket. Stoppata a Jordan, ragazzi, stiamo bullizzando MJ. Lo stiamo bullizzando. Barkley entra con arroganza, la sbaglia, però mamma mia, partenza un po' così. Pippen. Fallo su Scott. Ma il punteggio bassissimo, ma si vede che questa sarà una sfida. Madonna, Pippen sbaglia anche i liberi. It's incredible, Kume. It's incredible. 2-0 su 2 per Pippen, mamma mia. Qua serve Jeff. Bellissimo. Mamma mia, signori. Tutti si aspettavano il triplone, invece Hornacek la piazza, assist geniale. E Luke Longley la può tranquillamente appoggiare a canestro. Chicago la mette purtroppo. Vediamo dei Bulls saranno capaci di fare le 3 vittorie. Meyerly, mamma mia, solo rete in faccia a Pippen, triplone di Dan Meyerly. Ma Jordan sbaglia l'ennesimo punto, mamma mia. Hornacek non è in forma in questo momento, ne sta sbagliando tante Jeff. Horace Grant la appoggia, calma. Ma Chicago difende malissimo per il momento, Barkley entra. Mattone di Charles. Classico mattoncino di Barkley. Ta. Horace Grant, mamma mia. Ragazzi, i Bulls sono i Bulls. Sarebbe bello vincerla, ma sarà dura. Ma Barkley l'appoggia, bravo Charles. Boom. Porca miseria. Si è svegliato MJ. Eccolo qua, boom, Jeff Hornacek. Buono. 1-4 Phoenix, 1-2 Chicago. Ma non ci credo, che bavoso. Hornacek. Ma no, devo fare un'altra cosa. Quando faccio sti errori non mi sopporto. Non mi sopporto quando faccio sti errori. Vediamo come gira. Siamo là, però Chicago sta prendendo un po' il largo, attenzione. Cazzo. 100-66. Speravo di farmi l'ultimo quarto anche. Abbiamo preso le mazzolate, raga. Va bene. Adesso andiamo a Indiana.
Anderson, White. No, io Hornacek non lo vendo. Non lo vendo. Ora mettiamo questo. Ciao. Va bene. Ok. Vediamo come andiamo. Partita abbastanza combattuta, finora abbiamo sempre il musetto davanti. Dovrebbe esserci una vittoria facile, perfetto. Ragazzi, la squadra c'è. West dito del pietro coglioni. Che dobai. Alzare un po' Sprewell. Troppo le rimodifichiamo, facciamo un po' di turnover. Oh. Allora, no, non vi vendo nessuno. Vai, contro i New Jersey. La squadra sembra esserci, attenzione, aspetta. Siamo molto vicini. Attenzione. Vai, entriamo. Sopra di 3. 20 punti su tasti per Dan Maierle. Solo rete. Molto bene. Tutto molto regolare. No, questi falli proprio gratuiti. Kenny Anderson 25 punti, 5 rimbalzi, megoglione. 69 del campo. Attenzione, Charles Barkley! E vai Lunetta con il tiro libero supplementare. Guardatelo, bellissimo. (9-4) New Jersey, 100 Phoenix. Però la squadra è stanca, li vedo sempre tutti quanti col Gatorade, cazzo. Bello questo. Me l'hanno fatto bene. 4 di vantaggio, pochissimi. Vamos a giocare facile. No, Charles no. Meno male che ha preso il rimbalzo. Bravissimo Kevin, bravissimo Longley, la piazza, mamma mia, quanto li amo quando giocano così. Devo creare la dinastia perfetta. E potrebbero essere sorprese, potrebbero essere sorprese che sto pensando. Adesso vediamo. Niente, quanti ma vaffancuore. Attento Cube, attento. Fallo e vai Lunetta col supplementare, zio Ken. Kevin. Lo sbaglia Godo, bravo Longley, va al rimbalzo. Longley non può trovarsi là, Longley però. E Kevin l'appoggia alla tabella. +4, bravi ragazzi, bravi. Mamma Charles. Bella stoppata di Charles, ma poi recupera. Kevinaccio. Longley non perdermela. Bravo che almeno la salva. Ti prego Longley. Eccola. Guarda che rischiamo.
C'è tensione alla Sans Arena. Longley proprio stoppata. Recupera Jackson, bravissimo. Un gregario, il nostro gregario. Maierley, ti prego! No! Longley ci prova. La prende Barkley. Mamma mia. Che partitona, signori. Barkley prova a entrare. Barkley! Bravo Charles. Very compliment, Charles. Very compliment. Tanto qua. Oi. E quando si incanta così mi sta sui maroni, vero? La vediamo un attimo. Longley è finito. Mettiamo, sì, Bagnagadou Mars, cioè. Poi Johnson mettiamo qua. Poche rotazioni abbiamo purtroppo. Ho voluto Barkley ma ho perso tanto. Ho perso Ceballos, ho perso Chambers, ho perso altri giocatori giovani di buone speranze. 102 a 106. Stiamo attenti, Beppe. Occhio, Coleman contro Sprewell. Mismatch. Potevamo fare ben poco purtroppo. Mamma mia, 2 punti a 43 secondi. Bisogna mettere assolutamente il prossimo. Ma muoviti, porca mignottona. Niente, basta qua 2 ore. Dai. Tensione incredibile. Attenzione Alan Parson. Ciao Fioi. Ma non ci sono i Bulls però, strano. Sprewell con questa musica. Bel colpo Sprewell. Ce l'hanno regalato al draft e me lo sono pigliato. Adesso questo è l'unica rottura di palle che è la prima partita così. Giusto bug. Dai. 4 punti di vantaggio, New Jersey non ci sta. Adesso se noi ridiamo il punto veloce. No, l'ha perso così Petrovic. Mamma mia, meno male. Grande Petrovic. Storia molto triste. Ed è gol. Jackson. Solo rete. Cosa fate? Perché dobbiamo stare 2 ore così? Perché? Quanto siamo di registrazione? 19 minuti, siamo tranquillissimi. Se non perdessimo 82 ore così. E lo perde, va ancora fallo subito, mamma mia che 2 coglioni. Sir Charles, un primo libero, una merda. Perché non mi ha dato il robo? Ma che cazzo? Tiro da disperazione. Quanti ne perdiamo troppi di rimbalzi però, Non ne hanno messo mezzo.
E si va a vincere 110-104. Yuhu! Bravi raga, bravi raga, bravi raga. Molto bene, la squadra c'è, ragazzi. La squadra c'è, è pronta per le finali NBA, secondo me. Again, no, Jornasek non te lo do. Ok. Ron Harper, ma ancora. Ok. Aspetta un attimo. Piano partita. Il classico piano partita. Pa, 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 pa. Ok. Molto bene. Andiamo e andiamo a spaccarli tutti. Contro di Sacramento. No, stiamo prendendo Sacramento, non che credo. Aia. Aia. Non stiamo andando proprio benissimo. Siamo il 2 febbraio 93, ragazzi. Benvenuto. 1993. No, no, no. Porca trota. 100, 107. È finita. Beh. Gilghet. No, ma basta. Coi Clippers a Los Angeles. Perdiamo ancora delle partite che mi secca perdere, però 9-0-8-3, siamo in vantaggio, dai fioi, dai fioi. Ok, il vantaggio c'è, perfetto. Poi le statistiche sono 37 punti, 12 assist, mamma mia, Kevin Johnson 12-8, Barkley 15-12, tutto bene, tutto bene, tutto bene. Sprewell ancora si vede che deve un po' carburare, Ok, scambi finiti, finalmente anche. La stiamo perdendo, ma dai, in casa con Minnesota, zio, che... siamo indietro, 95, mancano 2 minuti, no, 10 punti non li faccio purtroppo. Aspetta, proviamoci adesso. 112, palla Minnesota però, aia. Ok. Killer Miller, ragazzi. 22-7, grande Killer Miller. Veloci. Proviamoci. Se sconfitta in casa non la capisco. Maierly. La sbaglia. Finita, finita. Finita, possiamo anche andare alla simulazione. Peccato. Ne perdiamo ancora, un po', sinceramente. Sembriamo la seconda forza del campionato, sicuramente. Siamo forti, ma non ancora imbattibili. Ma la dinastia, forse è pronta la dinastia. Mamma mia, siamo là. New Jersey un po' in vantaggio di 4. Vai. No! No! Vai. Siamo a New Jersey. Bello sto campo. Bene, però è una cosa impossibile. Mamma mia. Ci ho provato, Beppe. E la sbaglia, godo. Grande Dumas. Dai. Kevin Johnson. Kevinaccio. Kevin De Bruyne Johnson. Kevin De Bruyne Johnson. Bravo West. 14 punti, 17 assist per KJ. Raddoppio. Attenzione. In faccia, sbagliano ancora, bravo Barkley. Maierly. Niente, ne metto uno da 3 in sto periodo, Ne metto pochissimi.
Vediamo che c'era il cambio della grafica, cominceremo a vedere tutto più definito, chissà. Forse dal 2000. No, boom boom. Triplona micidiale di Petrovic, grande Petrovic. Dai, rimaniamo così. Mairi no! Perché tutti sti errori? Meno male che Dumas la prende. Calma Kume. Picchen Kume solo rete. Longley la prende. Ecco Jeff, ho bisogno di Jeff. Non ne metto più mezza Fioi. Se non trovo i tiri da 3 però la squadra si risente troppo. No. Mamma mia. Non ne mettiamo uno Dumas, però tanti rimbalzi di Dumas, bene. Tre punti di vantaggio per New Jersey purtroppo. Goes, no, Nets. No, mamma mia come gioca New Jersey, zio cane, oh. Come gioca New Jersey, puttana miseria. Ormai conoscono il gioco del Kuma. Niente, ne metto uno, non ne metto uno, zio Ken. 5 punti di vantaggio sono tanti, Male, male, male. E lo sbaglia, godo. È duretta, è duretta. Andiamo così. Andiamo così e basta. Vai Hornacek, solo rete! Mamma mia, è tornato Jeff Hornacek! Deve sbagliarli sto qua però. Godo. Ah, vai Jeff. Qua serve il miglior Hornacek. Fanculo. Beh, altra sconfitta. È andata così. Tante sconfitte fastidiose, cazzo. Tante sconfitte fastidiose. Chiudiamo con i Bulls, ovviamente, che così. Vediamo Orlando. Il cazzo, Orlando parte a bomba, Orlando ci sta massacrando, Addio Cristo. Ecco, benissimo. 28-14 il nostro record, un record non proprio incredibile. Cerchiamo di vincere contro Philadelphia. Ok, con Philadelphia torna la vittoria, perfetto. E chiudiamo proprio il mio compleanno l'11 febbraio contro i Chicago Bulls. Poi ragazzi ci becchiamo chiaramente per fine stagione e per l'inizio dei playoff. Vai. Ok, siamo a Chicago. Lo United Center di Chicago, ragazzi, lo United Center. Storico. Guarda Michael, mamma mia. La perfezione.
Vai. United, Thunder, Chicago, Philadelphia, Phoenix. Vai. It's a make or break time of year. You know what you've got to work with at this point. Now it's a matter of maximizing the talent on your roster. I like how you put that. Passes it to Armstrong. Jordan outside. Michael Jeffrey. The Bulls need to get a shot off here. Here's Grant. Vai. Piacerebbe tanto vincere a Chicago, dimostrare che ci siamo anche noi. Ma non così, ma perché tiro così? Ma sono un pippotto proprio. No, 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 no. Scotti e la mette. From any spot on the floor, including in tight, Pippen can hurt you. Screen by Barkley. Johnson kicks to Barkley. Barkley, solo rete. Charles Barkley. And when you're guarding him, you've got to fight over the top. Tararalalalala. Tarara. Dio. Tararararara. Grant the pass to Armstrong. 8. Shot clock at 6. E Pippen fa un errore non da Pippen. Coming off that win against Philadelphia. Miley. Charles, Sir Charles. Barkley. Ah, peccato, ma bravo Longley. To play together and know how to get each other fired up. Barkley with a screen on Pippen. And it's Johnson penetrating. Ancora errore, mamma mia. Siamo un po' fuori condizione, Sir Charles. Stoppata devastante, signori. Incredible rejection. Mamma mia, cosa gli ho stoppato, ragazzi. Really set the tone. Che stoppone. Armstrong against Johnson. Armstrong kicks to MJ. down to 5 on the shot clock. Sbaglia Michael Jordan, recupera Grant. That's the hustle you get with Grant. Terrific at hitting the glass with a purpose. Long lead passes to Henderson. Lets it go from deep. No, ma veramente non capisco. With the Suns and came out with the win. You know, their approach and priority was Sto sbagliando tanto. opponent in a very difficult position. Yeah, it forced them to go much deeper into their bench than they wanted to. Ancora. Ai ai ai, Longley, muoviti. And he drives in. Bravo, difesa perfetta di Luke. Hornacek right side. E qua Hornacek fa il... No, neanche questa! Ma dai! Kicks it out to Grant. Pass to Pippen. Pippen l'appoggia e Madonna, ma veramente quando c'è Chicago, Phoenix, errori da entrambe le parti. Meyerly. Niente. Dio. Che fastidio. Eccolo qua. Sua altezza aerea Michael Jordan. Ce l'ha fracassato. Guarda Phil Jackson, grande Phil Jackson. La la la, la la la. Here's Johnson. Bravo Johnson. Ennesimo errore. Non lo so. Sta nervosendo Phoenix, non ne sta mettendo mezzo. Chicago è fortissima, lo sappiamo, però. And here in the first quarter with a little over 3.5 minutes played. Deve finire l'era di MJ. Here's Armstrong. They really needed more from him in that loss to Washington. His second shot goes in. Porca puttana. Mamma mia, 10-2 siamo. Che
Che figura di merda. Allo United Center. E finalmente Longley fa qualcosa. It's a great metric to see how well your team shares the rock. Well, Garrison is Pa, pa, pa. Aia, perfetto. Che bello. Attacking in the painted area. Clearly, that was their game plan coming in. Vai Hornacek. Oh, finalmente, solo rete. he knows just the touch to put on the three-pointer. Mamma mia, la stava mettendo MJ, eh? Fallo di Miley. Sembra ancora più forte Chicago di parecchio anche, eh? Cioè, finché sto marziano qua. Libero veramente inguardabile. Separator with Jordan from other guys is his drive. That's obvious in my mind. He wants to win more than most anybody else. Barkley. Entra Barkley, bravissimo per Longley. Gol. Dai. Longley's got his second basket of the night. A nice sense of when to move the ball and get the assist. Marley against Jordan. Perfetto, però vedi, quando difendiamo bene, so cazzi. Barkley goes in. Cosa fa Barkley per Jeff Hornacek? Questa è Phoenix che voglio, cazzo. Questa è Phoenix che voglio. Defensively, a player who makes an impact on this end. Armstrong kicks to Grant. MJ. Jordan against Marley. Ciao, mi manda il bar. Get it to go. Phoenix has gone 1 of 5 from downtown in the first quarter. Points out there. Tanti errori da ambo le parti. Longley a screen on Armstrong. Miley, bruttissimo. Bruttissimo, vai. Adesso andiamo un po' così e vediamo se servirà. Phoenix è un po' avanti, ragazzi. Mi sembra un po' avanti, sì. E la vinciamo, ragazzi. E la vinciamo. Vinciamo allo United Center. E godo. Godo. Raga, sotto il comandone veneziano ci siamo fatti veramente un bel po' di partite. Abbiamo una 30-14 di record. Andiamo a vedere le classifiche NBA che ci vedono ancora in testa alla grande nella Western 30-14, mentre nella East 33-14. Quindi stiamo andando meglio noi, Cioè, di poco, insomma, no, in realtà no. Chicago è sempre prima, però siamo la seconda potenza dell'NBA. Raga, alla prossima. Ciao!